Sono ben 44 i locali d'eccellenza della Regione del Veneto che sono stati premiati ieri 12 ottobre in fiera a Padova in occasione della manifestazione Tecnobar in Food, a conclusione della tavola rotonda sulle strategie per il rilancio del settore food and beverage e selezionati attraverso la comparazione delle 3 guide gastronomiche più note e diffuse, Michelin, Gambero Rosso ed Espresso. L'iniziativa, denominata The Land of Venice Food Excellence e organizzata da FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio del Veneto, con il patrocinio e il contributo della Regione del Veneto, è un segno di riconoscenza per l'immagine positiva che questi operatori danno sul piano nazionale e internazionale al territorio regionale, un contributo quindi importante anche a sostegno delle tipicità agroalimentari. Cosa molto importante, perché nel Veneto è la prima volta che succede. E abbiamo condiviso il nostro progetto come FIPE Veneto con tutte le 7 province del Veneto. Abbiamo molte eccellenze sull'agroalimentare, sul vino, tutto quanto, però non ne parliamo mai delle eccellenze della ristorazione. Abbiamo messo dei paletti per non favorire qualcuno di più, però questi paletti cosa sono? Una stella della guida, deve avere almeno una stella della guida Michelin, un cappello della guida Espresso, un punteggio di 80 sul Gambero Rosso, che almeno il ristorante abbia la segnalazione almeno su 2 guide su 3. Questo ha permesso di fare l'elenco degli associati. Ristoranti d'eccellenza che costituiscono un patrimonio fondamentale per l'attività turistica. Il Veneto infatti è la prima regione italiana per presenze turistiche e, come evidenziato il primo rapporto sul turismo enogastronomico italiano, ormai 2 turisti italiani su 3 valutano nel viaggio anche l'offerta enogastronomica, proporzione che diventa di 9 su 10 per i turisti stranieri. Queste sfide si vincono anche in questi momenti di grande difficoltà con queste premiazioni che sono uno stimolo, sono un motivo per cui uno deve crescere e il nostro territorio ha dimostrato più volte di avere delle peculiarità importanti. Queste sono le nostre eccellenze, i nostri valori e su questo dobbiamo puntare, anzi deve essere uno stimolo anche per gli altri. È un valore importante, è un riconoscimento importante, ma soprattutto è il modo che dopo viene comunicato questo riconoscimento, perché noi vogliamo fare tesoro appunto di queste nostre eccellenze, comunicando che chi viene a mangiare nel nostro territorio, nella nostra regione, ha la possibilità di ricevere un servizio, una competenza e soprattutto una dimostrazione che siamo capaci di fare il nostro lavoro. Quella che contraddistingue la ristorazione di alto livello è la qualità e le passioni che indubbiamente si trovano nelle cucine e nelle sale di tutti i locali della regione, ed è per questo che questa iniziativa è la prima di una lunga serie che vuole mettere al centro, attraverso un riconoscimento istituzionale, preziose realtà imprenditoriali la cui sopravvivenza è messa a dura prova dal Covid.